Buonasera, grazie a tutti dell'invito e grazie di essere qui con noi questa sera. Io devo presentare il poeta amico Titus Patrikios, cosa che non è facilissima, ma lui ha in una poesia di una sua raccolta cita un verso del poeta provenzale che tutti voi conoscete, Arnaud Daniel, che dice: "Sovegna vos a temps de ma dolor", ricordatevi a suo tempo del mio dolore. Patrikios introduce una variante in questa citazione e dice: ricordatevi a suo tempo del vostro dolore. Perché questa esortazione? Patrikios è un poeta, è una parola che viene un po' difficile dirla oggi, impegnato, è un poeta dell'impegno civile, di un impegno civile come in Italia non c'è più, direi dall'unico e controverso esempio di Pasolini di grande poesia civile in Italia, direi che non ce n'è stata. Ce n'è stata molta in Grecia, perché la Grecia ha avuto una storia travagliatissima. 11 colpi di Stato in un secolo, naturalmente tutti di marca di destra, con persecuzioni feroci nei confronti degli intellettuali di sinistra, una guerra civile ferocissima, paragonabile soltanto alla guerra civile spagnola, molte decine di migliaia di morti, molte decine di migliaia di perseguitati politici, di prigionieri politici, di esiliati politici, di deportati politici in isole che oggi sono le isole del turismo, del sole, ma che per i greci che hanno l'età di Titus Patrikios evocano ricordi da raggricciare la pelle: Macronissos, Leros, Iaros, Aios Eustratios. Titus Patrikios è un testimone vivente di queste persecuzioni contro gli intellettuali di sinistra di un periodo dei più tragici della storia greca, che non è, badate bene, il periodo della guerra post-bellico del 45, della guerra civile, è un periodo che purtroppo si è ripetuto nel cuore dell'Europa dal 67 al 74, con quella, non sai se dire più stupida o feroce, dittatura cosiddetta dei colonnelli, nella totale indifferenza dell'Europa e con la complicità criminale degli Stati Uniti, che hanno permesso, consentito e favorito un colpo di Stato nel 1967 nella patria della democrazia, nel cuore dell'Europa, un regime militare che è rimasto al potere 7 anni. Titus Patrikios è un poeta della memoria di tutti questi eventi. Per questo, di qui la sua esortazione: ricordatevi del vostro dolore, il dolore dei greci, dei suoi compatrioti che hanno subito queste persecuzioni, queste angherie, queste ingiustizie, e di cui la sua poesia si fa testimonianza. Non la facciamo tanto lunga con le introduzioni, diciamo soltanto che, oltre che questo, Titus Patrikios, che è uno degli ultimi grandi rappresentanti della poesia del Novecento greca, è anche un grande poeta d'amore, e vedremo qualche saggio, ha delle bellissime poesie d'amore, non è soltanto il poeta che canta, badate bene, non la rivoluzione, la memoria,
la sua poesia è un'esortazione a non dimenticare, perché non succeda ancora quello che è successo, e soprattutto perché i suoi compatrioti, che lui, e ne parla nelle sue poesie, incontra per le strade di Atene e che erano i suoi aguzzini e i suoi persecutori, o gli spioni della giunta militare, o gli spioni dei regimi che lo perseguitavano. Tito, lui leggerà, abbiamo concordato la lettura di una dozzina, credo una quindicina di poesie, e generosamente, per non stancarvi eccessivamente, lui diceva: io ne leggerò 4 o 5 in greco, perché già, diciamo, per chi non conosce il sardo è faticoso seguire la lettura delle poesie in dialetto sardo, quindi figuratevi per tutti voi seguire la lettura, cioè ascoltare la lettura di poesie in greco. Quindi lui ne leggerà, perché è giusto che ne ascoltiate il suono, 4 o 5 poesie in greco, e io poi le leggerò in italiano. Se vuoi cominciare, e soprattutto dimenticavo di dire una cosa importantissima: Titos Patrikios parla uno splendido italiano, perché lui, oltre che in campi di concentramento e deportazioni, lui è stato iniziato alla poesia da uno dei più grandi poeti greci del Novecento, un gigante della poesia mondiale del Novecento, che si chiama Yannis Ritsos, ed era suo compagno di prigionia, e Titos, allora giovane e esordiente poeta, ha avuto anche questo grande maestro, Ritsos, a cui ha dedicato peraltro anche molte poesie. E però nelle sue peregrinazioni in Europa ha vissuto qualche tempo, forse qualche anno in Italia, ha vissuto qualche anno in Francia, e quindi conosce perfettamente, oltre che il francese, anche l'italiano. Sì, vorrei anch'io ringraziarvi per il vostro invito, perché mi ha dato un doppio piacere. Prima, oppure un triplo piacere. Prima, per conoscere la Sardegna, perché la Sardegna per me, io conosco tutta l'Italia, o conoscevo tutta l'Italia tranne la Sardegna. Allora così ho la grande occasione di conoscere la Sardegna. Secondo, di cominciare da Seneghe e di vedere questo paese così vivo e così interessato alla cultura e particolarmente alla poesia. Per me, io ho fatto molte letture pubbliche, ma è raro di vedere tanta gente nella piazza di un paese per sentire un poeta, e particolarmente un poeta straniero. È una grande cosa. Il terzo piacere è di aver incontrato amici vecchi e fare amici nuovi. Per dire una banalità, ma come mi diceva giustamente Yannis Ritsos, non avere paura delle banalità e delle ripetizioni, perché alcune volte dietro della banalità è nascosta una grande verità. Allora, per dire una banalità, ormai per me e per noi tutti, credo, il più grande patrimonio sono gli amici. E fare nuovi amici è come se uno fa milioni e milioni di dollari. Allora, cominciamo con poche poesie. Io leggo prima in greco e Nicola in italiano, poi legge soltanto in italiano, e finiremo con 2 poesie greco-italiano. Allora, il greco. Sempre difficile trovare la... E se non metti i segnetti... Sì. Παλιές φωτογραφίες.
κοιτάζω παλιές φωτογραφίες από διαδηλώσεις, πορείες, συγκεντρώσεις, σε δρόμους, σε γήπεδα, σε πλατείες, φωτογραφίες του 65, του 68, του 74, του 81. Μέσα στα ομοιόμορφα πλήθη προσπαθώ να μεγεθύνω τις φυσιογνωμίες, να ξεχωρίσω την έκφραση του κάθε ανθρώπου, τη θεληματική, την ανυποχώρητη, την εξεγερμένη, την αιματοβαμμένη, τη χαρούμενη. Όμως τα πρόσωπα δείχνουν ξεθοριασμένα όπως το χαρτί των παλιών εφημερίδων, όπως οι περσινές και οι προπέρσινες ειδήσεις. Άραγε από όλους ποιοι πέθαναν και ξεχαστήκαν, ποιοι από τότε κιόλας ήσαν αγνοημένοι, ποιοι βρίσκονται και σήμερα μαζί, ποιοι ονειρεύονται από κοινού το ίδιο όνειρο, ποιοι ακόμα μιλάνε μεταξύ τους, ποιοι μένουν χωμένοι χώρια στη γωνιά τους, ποιοι βρίσκουν καταφύγιο στην αβεβαιότητα, ποιοι στην ατράνταχτη σιγουριά. Όσο κοιτάζω τις παλιές φωτογραφίες, τόσο πιο καθαρά το βλέπω. Περισσότερο και από το παρελθόν, το μέλλον είναι που δεσμεύει. Guardo di nuovo vecchie fotografie di manifestazioni, marce, comizi per le strade, piazze, stadi. Fotografie del 65, del 68, del 74, dell'81. Tra folle uniformi tento di ingrandire i volti, di distinguere l'espressione di ciascuno, la volitiva, l'intransigente, la ribelle, l'insanguinata, la gioiosa. Ma le fisionomie sono sbiadite come la carta dei vecchi quotidiani, come notizie di 1 o 2 anni fa. Chissà chi tra tutti è morto e dimenticato, chi già da allora passava inosservato, chi forma ancora una coppia, chi sogna ancora lo stesso sogno, chi parla ancora con le stesse persone, chi se ne sta ancora isolato nel suo guscio, chi trova rifugio nell'insicurezza, chi nell'incrollabile certezza. Quanto più guardo le vecchie fotografie, tanto più chiaramente lo vedo, più ancora del passato è il futuro che impegna. La poesia letta è piuttosto recente, di agosto 2009, di 2 anni fa. Questa è un po' più vecchia. Profughi politici a Roma nel 1970 e dopo. Πολιτικοί πρόσφυγες στη Ρώμη το 1970 και μετά. Τόσους κυνηγημένους έβλεπα στις πόλεις που αναγκαζόμουν ή διάλεγα να ζήσω, αλλά τους γνώρισα από πιο κοντά στη Ρώμη που μας δεχότανε σαν μητρική αγκαλιά. Όλοι είχαμε ξεφύγει από παραπλήσιους φασισμούς, σύντροφοι αλόγλωσσοι, μονομιάς αδέρφια, με τις κοινές αφετηρίες, με αποκλίνουσες προοπτικές και έπειτα ανακάλυπτα στην αντίπερα όχθη, βασανισμένους με αντίδρομες πορείες, φυγάδες από καθεστώτα που άλλοτε τα θαύμαζα. Βλέπω και τώρα τα πρόσωπα καθαρά, ωστόσο λίγον θυμάμαι το όνομά τους. Ο Πέδρο, ποιητής από την Ισπανία. Ο Μάνουελ,
Πορτογάλος λιποτάκτης, ο Ιρανός Αχμάτ, ο Μύρο από την Κολομβία, ο Ραούλ από τη Χιλή, ο δημοσιογράφος Αντράς από τη Βουδαπέστη, ο Ινιάτσιο από την Κούβα, η Πολωνέζα Χάνκα, το ανώνυμο ζεύγος των Τσέχων φοιτητών. Καθώς αλλάζανε οι κυνηγοί, πληθαίναν οι κυνηγημένοι. Μιλούσαν συνεχώς για τις μακρινές τους χώρες, φτιάχνοντας 2 και 3 ζωές στα ξένα. Δεν ξέρω τι απόγιναν, που πήγαν τελικά. Αργά το παραδέχτηκα πως κι εμείς αναλαμβάναμε κυνηγοί, βέβαια δευτερεύοντες, ακόμα και όταν πιστεύαμε στο σημαντικό μας ρόλο. Πολύ πιο αργά κατάλαβα πως ένας ήταν πάντα ο μεγάλος κυνηγός, με ανάμεσά μας το κενό, απρόβλεπτα να μεγαλώνει ή να μικραίνει. Profughi politici a Roma nel 1970 e dopo. Vedevo tanti perseguitati nelle città in cui sceglievo o ero costretto a vivere, ma più da vicino li conobbi a Roma, che ci accoglieva col suo abbraccio materno. Eravamo tutti in fuga da fascismi uguali, compagni ma di lingue diverse, tutto a un tratto fratelli con gli stessi punti di partenza, le stesse prospettive divergenti. E poi scoprivo sulla sponda opposta uomini tormentati con percorsi opposti, in fuga da regimi che un tempo ammiravo. Ne vedo ancora oggi chiaramente i volti, mentre di pochi ricordo ancora il nome. Pedro, un poeta spagnolo, Manuel, un disertore portoghese, l'iraniano Ahmad, il colombiano Miro, il cileno Raúl, il giornalista András da Budapest, il cubano Ignacio, la polacca Hanka, la coppia anonima di studenti cechi. Cambiavano i perseguitori, si moltiplicavano i perseguitati. Parlavano continuamente dei loro paesi lontani, costruendosi 2 o 3, due o anche 3 vite in terra straniera. Non so che cosa sia avvenuto di loro, dove siano finiti. Mi sono accorto in ritardo che anche noi assumevamo il ruolo di persecutori, naturalmente di trascurabile importanza, perfino quando eravamo convinti dell'importanza del nostro ruolo. Molto più tardi mi resi conto che la grande persecutrice era sempre una, e in mezzo a noi c'era il vuoto che imprevedibilmente aumentava o diminuiva. Allora adesso leggiamo un po' di poesia. Questo è un brano da una lunga poesia intitolata Di fronte al cielo e dedicata appunto a Yanis Rizos. Filo spinato delle stelle, isole ammanettate, mani e piedi, fango, deportazione, pietra che dalla fessura delle unghie ti inonda fino al cuore, freddo, deportazione, ancora pioggia dal colletto alzato della tenda, un documento che ti aggiunge un anno e ancora un anno, un altro documento che non serve più a niente, libri scavati fino all'osso, vita spartita insieme agli altri, gente così tormentata che sa tanto amare. L'amore esiste o non esiste, spina amara, dritta nella bocca, posta che non arriva, posta che arriva quando nessun altro ne riceve, posta tempo guadagnato, tempo disoccupato, rabbia del tempo inattivo, rabbia della conoscenza, rabbia di procedere, fosse anche tra le mura d'inverni tutti uguali, e altra gente, altra gioia tiranneggiata. I miei 25 anni stipati in decenni di soprusi e privazioni,
No, non vi farò la grazia di abituarmi a voi, di scendere a patti con voi, non mi adatto alla morte. E tu smetti quel sorriso di stupido ottimismo, non si addice a noi. Trascina così le tue labbra sopra il sangue, su tutto il sangue, sangue di ferite, di emottisi, di viscere aperte, di aborti, di flaconi per trasfusione giunti troppo tardi, di verità assassinate, di bambini mutilati. Tingile nell'amarezza e nella fiducia, tingile di nuovo in un nuovo ottimismo forgiato nel presente. Una poesia d'amore intitolata Metro. Gli anni poi passeranno, masse di monti e pietra si frapporranno, tutto sarà dimenticato, come si dimentica il cibo quotidiano che ci regge in piedi, tutto, tranne quell'istante in cui sul metro affollato ti aggrappasti al mio braccio. Sì. Una poesia intitolata Versi. Nessun verso può rovesciare regimi, avevo scritto anni prima e ancora oggi me lo rinfacciano. Ma i versi assolvono alla loro funzione, mostrano i regimi, dicono il loro nome anche quando cercano di abbellirsi, di rinnovare un po' la vetrina, di cambiare denominazione e insegna. I versi, anzi, qualche volta sorprendono i leader in posizioni inattese, sicuri che nessuno li veda, con le mutande ingiallite e aperte, prima di indossare le brache o i pantaloni, con gambe ossute e pantofole stracciate, prima di infilarsi le scarpe o gli stivali, la pancia debordante, prima di tirarla in dentro per abbottonarsi la giacca militare o civile, con la dentiera lasciata nel bicchiere prima di riprovare lo storico discorso, con la pappagorgia le guance pendule prima di alzare il mento volitivo, prima di guardare perennemente giovani al futuro. I versi non rovesciano i regimi, ma certamente vivono più a lungo di tutti i loro manifesti. La mia lingua. Non è stato facile preservare la mia lingua tra lingue che stavano per divorarla, ma continuavo sempre a contare nella mia lingua. Nella mia lingua riducevo il tempo alla misura del corpo, nella mia lingua moltiplicavo il piacere all'infinito. In questa lingua rievocavo un ragazzo con la cicatrice bianca di una sassata in testa. Mi sforzavo di non perdere neanche una sua parola, perché in questa lingua mi parlavano anche i morti. I simulacri e le cose. Non ci aspettavamo che accadesse di nuovo, eppure è di nuovo nero come la pece il cielo. Partorisce mostri di oscurità la notte, spauracchi del sonno e della veglia, ostruiscono il passaggio, minacciano, chiedono riscatti. Non temere le strigoni e i ciclopi, non temere, diceva il poeta Cavafis. Ma io temo i loro odierni simulacri e soprattutto quelli che li muovono. Temo quanti si arruolano per salvarci da un inferno che aspetta solo noi. Quanti predicano una vita corretta e salutare
con l'alimentazione forzata del pentimento? Quanti ci liberano dall'ansia della morte con prestiti a vita di anima e di corpo? Quanti ci rinvigoriscono con stimolanti antropovori, con elisir di giovinezza geneticamente modificata? Come una goccia di vetriolo brucia l'occhio, così una fialetta di malvagità può avvelenare innumerevoli vite. Inesauribili le forze del male nell'uomo, predicano da mille parti gli oratori, solo che i detentori della verità assoluta scoprono sempre negli altri il male. Ma la poesia cosa fa? Cosa fanno i poeti? Gridano quelli che cercano il consenso su ciò che hanno pensato e deciso e vogliono che ancora oggi i poeti siano giullari, profeti o cortigiani. Ma i poeti, nonostante la loro boria o il loro sottomettersi ai potenti, il narcisismo e l'adorazione di molti, nonostante il loro stile ellittico e verboso, a un certo punto scelgono, denunciano, sperano, chiedono, come nell'istante cruciale chiese l'altro poeta, più luce. E la poesia non riadatta al presente la stessa opera rappresentata da anni, non salmeggia istruzioni sull'uso del bene, non risuscita i cani morti della metafisica. Passando in rassegna le cose già accadute, la poesia cerca risposte a domande non ancora fatte. Ancora un'altra estate. Pensa, se non avessi fatto in tempo anche quest'estate, a vedere di nuovo la luce sfolgorante, ad avvertire il tocco del sole sul mio corpo, a respirare gli odori freschi o guasti, a gustare sapori pepati o dolci amari, a sentire le cicale fino al profondo della notte, a comprendere i miei cari che amo, a non spazientirmi con chi mi sostiene, a pensare anche a chi ho voluto dimenticare, a trovare amici venuti da lontano, a lasciare entrare altre vite nella mia, a nuotare nel mare caldo, a osservare corpi freschi, nudi, a rievocare amori, a sognarne di nuovi, a percepire il cambiamento delle cose. Così, visto che sono arrivato quest'estate, dico: spero di arrivare al prossimo Natale, a qualche prossimo Capodanno, poi più avanti vedremo. Scusate, c'è una gentile richiesta. Sì, una poesia d'amore ancora, rose perenni. La bellezza delle donne che ci hanno cambiato la vita più profondamente di 100 rivoluzioni non si perde, non dilegua con gli anni, per quanto svaniscano i tratti, per quanto si deformino i corpi. Resta nei desideri suscitati un tempo, nelle parole giunte anche in ritardo, nell'esplorazione incerta della carne, nei drammi mai venuti alla luce, nel riflettersi delle separazioni, nelle identificazioni totali. La bellezza delle donne che cambiano la vita
resta nelle poesie scritte per loro, rose perenni che effondono sempre lo stesso profumo, rose perenni come da secoli dicono i poeti. Συνάντηση στη Μαδρίτη το 1987. Ο ποιητής Ραφαέλ Αλμπέρτη, μόλις 3 χρόνια μικρότερος του Λόρκα, επέζησε από τον δικό τους τρομερό εμφύλιο, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς παραχωρήσεις. Ύστερα από ατέλειωτα χρόνια προσφυγιάς, επέστρεψε κάποτε στην Ισπανία με αναγνώριση και με τιμές, όπως συνήθως αργοπορημένες. Κυκλοφορούσε όταν τον είδα στη Μαδρίτη με πράσινο παπαγαλί σακάκι, συνοδευόμενος από μια όμορφη, πολύ νεαρή κοπέλα. Μες στον απέραντο ωκεανό της γλώσσας της Καστήλης, είχε δικαίωμα κι αυτός, πλησιάζοντας τα 90, για ένα μικρό, καταπράσινο νησί, προσωρινά δικό του. Incontro a Madrid nel 1987. Il poeta Rafael Alberti, di appena 3 anni più giovane di Lorca, sopravvisse alla loro tremenda guerra civile senza compromessi, senza accomodamenti. Dopo anni interminabili di esilio, a un certo punto fece ritorno in Spagna, con riconoscimenti e onori, come sempre giunti in ritardo. Quando lo incontrai girava per Madrid con una giacca verde pappagallo, accompagnato da una ragazza molto giovane e bella. Nell'oceano infinito della lingua di Castiglia aveva diritto anche lui, ormai prossimo ai 90, a una piccola isola tutta verde, provvisoriamente sua. Η συγχώρεση. Αφού τώρα είναι αργά για να ζητήσω από τον πατέρα μου συγχώρεση για πράγματα που εγώ μόνο τα ξέρω, ίσως θα πρέπει να τη ζητήσω από έναν άλλο. Όμως ανάμεσα στους γνωστούς μου δεν βρίσκω, όσο κι αν ψάχνω, τον κατάλληλο, αυτόν που όντως θα μπορούσε να τη δώσει. Τη συγχώρεση που θέλω, ώρες λέω να τη ζητήσω από κανέναν άγνωστο στο δρόμο, μα πάλι σταματώ γελώντας με την ιδέα πως πάω να παραστήσω κάποιον από τους ήρωες του Ντοστογεύσκη. L'ultima, il perdono. Visto che adesso è tardi per chiedere a mio padre perdono per cose che soltanto io conosco, forse dovrò chiederlo a qualcun altro. Ma per quanto cerchi non trovo tra i miei conoscenti quello giusto, quello che in effetti potrebbe concedermelo. Il perdono che cerco, penso a volte di chiederlo a qualche sconosciuto per la strada, ma di nuovo mi fermo e rido all'idea che sto per interpretare uno degli eroi di Dostoevskij. Grazie per voi, per gli organizzatori, ma anche per Nicola Crocetti per le sue produzioni.